Nella giornata del detenuto è uscito il nuovo videoclip dei Bella Morea, il duo siciliano sensibile a questi temi. Tutto è nato proprio dentro il carcere di Caltagirone. Vediamo. La vita mi ha insegnato che non è tutto perduto. A chi sbaglia e vuole rimediare, a chi odia e vuole amare, a chi vuole ricominciare. Ricominciare, parola chiave per chi ha sbagliato e sta pagando. In breve, è questo il senso del videoclip dei Bella Morea, il duo formato da Emanuele e Francesco Bunetto di San Michele di Ganzaria. Noi siamo veramente felici e onorati di aver avuto la presenza dell'attore Gianfranco Iannuzzo, che ha descritto il momento in cui il detenuto, dopo aver scontato la pena, abbraccia la propria famiglia. Currivuci si intitola così, è uscito in un giorno non casuale, nella giornata internazionale del detenuto. Le parole non mi bastano. A noi piace pensare che anche la musica in qualche modo possa essere un mezzo per superare difficoltà che la vita talvolta può presentare. Un brano che è nato proprio in carcere. È nato da un'idea di musicare dei pensieri scritti dagli studenti della casa circondariale di Caltagirone in occasione di un progetto promosso dal liceo Secusio di Caltagirone. I pensieri sulla vita e le lettere ai familiari di chi nel carcere è rinchiuso. Tutto parte da qui. Parole che nel brano profumano di libertà, forza, amore e soprattutto speranza nel futuro. Questo è un punto di partenza. Da qui inizia una nuova vita. Sciato dell'anima mia, dopo tanto buio vedo la luce e la malinconia diventa felicità. Complimenti ai Bella Morea per questa importante iniziativa. Adesso facciamo una breve